Pronti? Partenza via ragazzo. Ti portiamo a fare quell'anello, tra virgolette, forse anche semplice, che però quella volta ho presi paura perché ero da solo, anzi ho sempre preso paura di questi posti qua, quindi adesso andiamo in compagnia, che se fermo mai, se copriamo, soprattutto se troviamo l'orso, abbiamo un 50% di probabilità di dividersi l'orso. Questo è il laghetto, aspetta che fermo i figli che leggiamo, dopo fai finta di sapere. No, neanche qua non è scritto. Pescatori sportivi. Sì, dai, carino, piccolissimo ma carino. Aspetta, che qua che fa i manubri larghi 20 metri, è mountain bike moderno. Bene, ci siamo ricollegati al sentiero, che ricordo era molto semplice, a parte vabbè magari più avanti qualche bucona, la strada rotta, vabbè, ma sono cavolate, nel senso che la strada comunque è larga, è sterrata per la maggior parte. E il solito trucchetto che noi usiamo è che quando il navigatore non riesce a farti fare quello che vuoi o c'è una deviazione, semplicemente togli lo zoom e ti capisce alla vecchia maniera, vedi dove sei e vedi cos'è attorno da poter raggirare. Mentre dico raggirare, fareti i raggi che tagliano la foschia del mattino, per quasi una poesia, mio caro, Thomas? Sì. Forza, provi. Scusate, se volete replicare questo giro dovete guardare su Komoot il 20 settembre 2025. Vedi Thomas, così te capisci quando io dico che in GoPro non te capisci perché ha il grandangolare, cioè tu capisci la rapidità qua adesso, sì. E in GoPro no, perfetto. Ci sono due escursionisti a piedi, mi hanno tolto l'esclusività, cioè la percezione di esclusività, non l'esclusività, dell'esclusività chi se ne frega, è la percezione di dire sono l'unico che fa una roba sana, l'unico inteso mio e Thomas, e adesso niente, anche se anche i fioretti là. Questo perché? Perché avevo l'aspettativa di fare tutto un percorso senza vedere nessuno, vedi, l'aspettativa non corrisposta crea delusione, crea tristezza, crea un dispiacere, no? È importante sta qua come regola di vita. Se invece uno viaggia nel senso vive la vita senza aspettative, cioè quel che viene, non c'è un cazzo e niente. Da quante? Ho scelto proprio la giornata del pascolo. Ciao mucche! Beh, sto in parte perché come diceva Aldo, Giovanni e Giacomo è franabile. Nel ristorante di oggi abbiamo musli serviti in un piatto Tipico. sì, ma vuoi dire una maniera figa per dire plastica? Adesso non mi ricordo. PVC, un splendido piatto in PVC. Guarda che bello. Penso che mi coppo mentre dico guarda che bello. Che cazzo di impronta? No, mucche dai. No, una mucca che era sbrissiata dai. Beh, insomma, 3 gli passai che arrivava dalla Slovenia. Finiremo che in Slovenia. Ah bella, sì. Dove li troviamo là? Mamma mia, che volta, porca miseria. Che favola. Che posto incantato. Oh, più avanti tieni la destra, ma la freccia mi dice qua di girare a sinistra. Ora tieni la destra. Tieni la destra, cioè. Ah, ok. Sto che ne muoveva a malghetta 2 secondi. Li metti? Come che trovo? No, se buttiamo su. Si buttiamo su. Se buttiamo su. Sì, ma non demorai, se buttiamo su. Sì. Vecchia Poi lo chiamate in un pervertita. brutto momento, tipo dove nei film. No, non è un brutto momento, ti dico, siamo qua in partenza, qua mi pare di essere sul pit stop là. Dai, vabbè, ciao, allora Boh, partito. oro. Ciao femmina. Trincate il cazzo. Dai, ciao. Ciao. Vamos, bello. Spazzera, 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 spazzera. Ma che figata fiori! Sta attento, che non si copriamo qua. No, quale buroni, costole. Vai! Wow. Verticale, ma ci sono anche i sassetti grossi, molto franabili. Senti quel coso che mi brucia a tenermi in equilibrio. Un altro bici. Spazzeringa. No, non è mia tacca qua. Vabbè, mia è. Ma Però se vieni non so come non vai tu.
Oh, ecco, se tocco col manubrio mi ricarico a bici. No, ma Vito se Sì, tagliare. dai, ma te sanno. Non si sa mai. Sì, su me gozza pa una volta, quella dei wacche, attaccava. No, una bestia tirata, eh? Sì. Ma poi dipende, probabilmente avrà diversi tipi di cavi, perché la batteria è sempre una 12 volte, però... Perché è tanto ripida, il problema è che poi staccata, le gomme non tengono e tu vai fuori lungo, e si sente col filtro per il microfono. E qua, eccola, Pazzerino. Hop, aspetta, interna, hop, via. Bello, bello. Che sentiero strafigo, è fighissima sta stradina, ma sembra di essere in pianura, in realtà no, spinge comunque in discesa. Bello, mamma mia che posti che hai, che posti, che spazzering, troppo spazzering. Tutto se mettiamo qua col camper, Thomas. No, sul serio, adesso teniamo d'occhio la strada. Oddio, sì, basta andare piano, effettivamente. Se hai un po' più con gli ammortizzatori. Sì, dai, io li ho sempre sugli ammortizzatori del camper, però... Ah, diciamo, fino adesso, dai, può essere anche fattibile, la facciamo pian pianetto. Qua si stringe, cioè io mi sto immaginando col pulmino. No. Fattibile. Bello, il club sappato. Va che bello. Appunti interni, una fetta di dolce alla marena, 15 euro. Che cazzo di giro ho fatto? Il giro dell'Oca? Ho fatto tutto il giro dell'Oca e... Ma con Google Maps? Sì. E voi fate fare il giro turistico? Ara non ha i fioriti, vedi tu? No, gli gerani, gli surfini, vedi tu? Queste sono le cascatelle, l'altra volta non te l'avevo fatto vedere perché non avevo avuto quella di tu. È simpatico come percorso, dai, è simpatico. Ah, oddio no, non vuoi scarpe adatte, proemo, ma briso come una uia. Ah no, vabbè, che sei a catena, a posto. No, perché con le scarpe poi proprio lisce, volo via. Marea scivoloso, invece no, non è scivoloso. È roccia normalissima, cioè seppur in scala ti dirò che dà più sensazione di bellezza del Serai di Sottoguda, esatto. Io preferisco questo ai Serai di Sottoguda. Titolo devo fare robe delle fatture, bello, aspetta che fa strada anche agli amici in casa, stai in linea, nel senso ste magri che dopo è tutta salute star magri, bello. C'era la foto, però niente, ho la condensa dentro le lenti del telefono, che peccato. Resterà comunque nei miei ricordi, dopo i miei ricordi ingigantiranno questa cosa e quindi avranno una cascata altra a 7 km. Bello, molto bello. Aspetta che non mi coppo, per non coppasse, e qua. Oh, sì, abbastanza delizioso, non so se si vede l'arcobaleno. Oddio, sti qua col passeggino, devo il coraggio poi, bello, te lo ultra consigliamo anche se i bambini, magari non in passeggino, però vabbè, insomma chi fa quel che te voglio. L'importante è stare attenti, ecco, perché ci possono essere giornate magari più umide. Oggi no, è tutto bello asciutto, è il grip, ma in giornate umide sbrissi, batti la testa e muori, sarebbe un peccato. Stupendo, spettacolo sì, veramente spettacolo. Guarda, tavole a picnic comunque, però se facciamo tipo pizza o grigliata, cosa facciamo? Portiamo in zaino anche, no? È uno dei posti secondo me migliori per i picnic, soprattutto, e qua non è sarcasmo, è la verità, soprattutto perché è strapieno di tavole da picnic, cioè non era una battuta, ecco, no, sarcasmo, una battuta, e quindi ovvio che se c'è gente che occupa il tavolo tu ne hai altri 10.000, solo che appunto sono distanti dalle auto, quindi
o almeno quelli belli, e quindi niente, panino, cioè roba al sacco, come dovrebbe essere il picnic, insomma, ecco, giustamente. È bellissimo. Qua volevo portare Alessia a Giacomo, però sì, è bello come se mangi fuori, dopo dentro è niente di che. Stavo ragionando che io, Alessia e Giacomo abbiamo i roller e ci piace andare via su stradine del genere, quasi quasi. Ah, guarda che bello, ci sono tutti i bambini con i roller, cioè probabilmente c'è una specie di scuola, vedi che hanno anche il carretto con tutti gli zaini eccetera, sono accessoriati, solo che però hanno tutti anche i bacchetti da sci, probabilmente più che altro anche per le salite. Buondì. Qua, ora tipica qua a Mastea, stiamo studiando assieme la stradina per arrivare al posto tattico. Guarda qua, anche a termoidraulica che serve, è lontana dalla strada perché questa è una stradina, non ci passa nessuno. Guarda che bello. Sì, te l'avevo già fatto vedere nei video. Pensa che questa qui davanti alla mia toilette nature è una vecchia segheria. A ragazza posti che te porto. Ara. Quanta bella è a Sappada, è resa ancora più bella dal fatto che nessuno ti rompe le palle con i camper e quindi chi ama turismo fa girare l'economy, porca miseria, imparate Trentino e Sardegna, imparate, invece di piangere tanto il morto e a fare non gira. Beh, a Sardegna no, non piange il morto, ma il Trentino. Direzione Spritz, cioè poesia, non sei scolo dell'acqua, sì, ripete, fa impanare, sono un po' troppo spazzering rispetto all'ultima volta, ma vai, se vuole come vecchia sgomavo e basta, non andiamo avanti, vai. Guarda. Senti, io senti chi dice guarda Kimone dove che c'è di andare in bici, ci siamo quasi. Pega. Ah, è vero, c'è una leggera probabilità di sbusare. Vai qua. Ok, e qua siamo ritornati nel percorso. Occhio qua, che tanto giù, ma anch'io voglio fare lo stesso sentiero eccetera, comunque ti scarichi la mia traccia, segui la mia traccia. Di qua era dove ero caduto, mi metto il casco. Ciao, ti diverti un botto. Venite da Cina. Sì. Siamo gli unici spannati. No, puoi andare bellissimo anche se molto difficile, ma con le trialle fatte deviate fuori dal sentiero, bellissimo. L'abbiamo appena fatto. Tanto con quella vai. Occhio che è molto franabile. Questa è la parte ripida. Porca miseria. Eccolo là. È tu è nato, porca troia. Te lo mando per WhatsApp, questo era uno dei posti che avevo già puntinato, già segnato. Guarda qua per mangiare. Sì, ma se mettiamo qui ora. Sì, ma ora qua è panchine, abbiamo risolto. Guarda, se spostiamo anche subito quasi cosa hai detto? Meglio. Adesso andiamo a vedere anche l'altro e valutiamo. Ma non è male, guarda. Brom. Ciao pulmino, ciao camper del Thomas. Qua mi pare da ste bande qua. Eccolo qua, questo era. Sì, c'è la tavola da picnic. E però qua era l'anera. Tu là che sei tutto sporco, vieni fuori. Preferivo l'altro. Tutto questo? Non lo so. Se si mettaria là. Questo meglio di quello? No, meglio quello che altro è prima. Pronti per il trasloco? Così provo anch'io l'emozione di chi trasloca a casa. Cioè quando ti dicono devo fare il trasloco, anche a me adesso, anche a me faccio il trasloco. Non posso neanche fare dove abito oggi, che ho ancora il telefono impanato, però allora qua, dove abito oggi? In questa bella strada, guarda che poi vista delle montagne, bello, e dal cesso, aspetta, come vedo il cesso, cos'è il cesso? Ah, bello, ancora qua il cesso, bello. Vabbè, bicicletta spazzissima e il bosco, perfetto. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso.
a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.